Una serie di lamentele sulla viabilità della strada statale di Contrada Scavuzzo a Realmonte che porta alla Scala dei Turchi, meta di grande richiamo turistico, sono stati evidenziati nel corso della trasmissione televisiva Target dal rappresentante del comitato di quartiere, dottor Vincenzo Augello. Le criticità della strada piena di fossi dal mando stradale sconnesso sono in particolare dovute al transito dei mezzi pesanti che si dirigono verso la miniera di sale di proprietà dell'Italcali. Numerose le sollecitazioni che lo stesso comitato di quartiere ha fatto all'amministrazione comunale realmontina senza ottenere risultati dovuti anche alla mancanza di fondi da parte del comune. Io sono del parere che un comitato di quartiere non dovrebbe esistere perché il cittadino dovrebbe avere i suoi diritti senza chiederli. Senza spronare, senza spingere. Senza spingere, senza insistere, ed è nato per questo motivo, per un abbandono del territorio da parte delle amministrazioni che si sono susseguite nel tempo. È nato proprio un comitato per una protesta sentita, perché un ambiente così bello, un territorio così bello, abbandonato a se stesso, all'incuria, è veramente un peccato. Per chi non conosce possiamo inquadrarlo geograficamente, insomma, Scavuzzo si trova nella parte di Realmonte quale? Dove? Nella parte, diciamo, est di Realmonte, che va dalla SS 115 fino al Lido Russello, quasi. E quindi siamo nella zona anche della miniera, no? Sì, la miniera dell'Italcali, con cui abbiamo una convivenza un pochino difficile da vicini. Perché vi trattano male? Non ci trattano male, ma non hanno poco riguardo per l'ambiente. Se noi guardiamo stiamo vedendo alcune foto, ecco, sì. Questa è la strada, diciamo, sì, questa è la strada principale che porta, una delle strade principali che porta al paese Realmonte e alla Scala dei Turchi. Vederla ridotta così piange il cuore, non si può più camminare, finiscono le macchine e poi la sicurezza certo. Per i nostri figli e per chi vi transita non c'è assolutamente. Stava dicendo qualcosa per l'Italcali, qual è il problema? Il problema dell'Italcali è che nel tempo, a cominciare da quando è nata la miniera, l'Italcali ha preso, per cercare il sale nelle profondità della terra, ha preso tutto un materiale che risulta, sale, terra, e l'ha depositato all'esterno, inquinando un ambiente macchia mediterranea bellissimo, pieno di palmenane, pieno di piante aromatiche. Se questa cosa poteva andare bene all'inizio, che praticamente non si sa, si scava una buca, il materiale bisogna portarlo a qualche parte. Magari la zona non era urbanizzata come adesso. Perfetto. Ora che è diventato un posto turistico bellissimo, si potrebbe, dato che hanno tutte queste gallerie vuote lì sotto, bonificarlo, portare questo materiale di nuovo al suo posto e creare di nuovo un ambiente ecologicamente come era in origine.